Frizzata, sì, potete iniziare quando volete, i miei amici cari. Ah, ma io non ho cambiato niente. Mamma, mi sono cagato nelle mutande, mi sono una ginocchiata al computer. Sì, no, Poi, Robin, scusa, tu intanto cassa che sto Sì, allora, Neatron, Robin al centro stage, Snake fa le bombe, bomba, ha un tizio scudo molto safe. Non nominare tutte le B. bombe che se no non finisci mai. Sì, c'era bomba 1, 2, 3, 4, 27. Oh, non comba col 6B. Che scalzo Peppino, quel 6B è tipo onesto, ma come fai a non combare? Questo è. Allora NFL prende le sue 20-32 bombe e le lancia. E Peppino viene eventualmente colpito perché siamo tipo... Ottima idea usare l'arc fire, non so se è stato volontario, ma ha fermato in maniera piuttosto efficace il movimento di Nikita con le sue hitbox costanti. Prova la grab. Mamma mia, qui ottimo. L'air dodge. Neutra l'air dodge perfettamente L'air timata. dodge, mamma. Basta coprire una sola piattaforma lì, effettivamente la terra coperta da Peppino che fa recovery alta, ma sei impazzito. No, ha ragione. E fino Questa recovery è impossibile, cioè impossibile recuperare con Robin. Sì, lo so, perché questo non c'ha poi prende tutto. Nikita, poi le bombazze in generale, a Robin non piace effettivamente recuperare contro Kazuya, quindi... È su piattaforma di Thunder, il primo stadio Thunder. Ma basta Snake, alcuni di ancora per fino a questo scritto ma per scaccio per un po' Dai, ma se non lo faccio. mi forzassimo a fare un dritto cambio, sarebbe divertente. A proposito, ciao Genero, questo è Blato, ciao! Ah, cazzo. Ok. Peppino comunque, la situazione è ancora piuttosto even. Ottimi landing. Oh! 98%! Su VG, però non dire perché è lento. No, lo è. No, ti ricordo che quella cosa la può fare una volta ogni È anni. top tier! È un segreto top tier che nessuno lo usa. Oh! Madonna! Con la Levin! Costretto a scudare! Ok, scusa di nuovo. Cosa fa questo? Che schifo. Questi controller, una volta i controller non avevano snap e come facciamo con i controller? È vero. Ah, 6B in bocca. Mi piace, sì. Non dire queste cose. Comunque, no, perché io non ho serietà per non fare la partita. Comunque, cercando di gastare un pochino meglio, in questo momento scorsiamo tutti tanti nelle range. Sono stanco, non deve... Ottima stagione di Peppino con un fair. Ricordiamo che comunque un tool che è assolutamente non reso peggiore in questo matchup è la Levin. La parte comunque più importante per Peppino è potersi approfittare bene. Nair. Ok, da parte di Peppino. Ottimo momentum. Per NFL, ma non la bomba gli esplode in bocca. Prova un upkick su scudo 6 impunibile. Prova un back su scudo impunibile. Quello scudo è piccolo. Nikita manda all'altro angolo. Crazy Nikita di nuovo. Wow! Ma che dai, ha fatto shimmy intorno al missile. Oh no, l'ha setappato prima. Ma lo stai inseguendo. Ottimo da parte di Peppino, un movimento evasivo che gli permette effettivamente di riuscire a sopravvivere quel poco che più che basta. Oh, che fare una spike e prendere questo primo game. Ma che cazzo fa? Scusate se urlo ragazzi, Peppino è tipo top 3 best players per me, cioè lo amo guardare Peppino giocare, è davvero... Sì, è vero. I am a huge Peppino fan, I love Peppino. Tu ami Peppino? Yes, I do. Hai passato il test? Hai visto? Avete visto ragazzi, so passare il test. Stavolta stanno giocando un altro game, palle. Game. They're starting the game. Aspetta, riapriamo la chat, una facciamo lo Spirogallus. Io lo Peppino. Sono usciti tutti la stessa cosa in chat che non possiamo dire. Va bene. Qua Tech Chase, ottima Tech Chase, ok, il Neutron Peppino nel centro stage ed NFL è un pochino bella, bellissima. Fa una mezza large, fa una conversione che effettivamente fa un pochino di danno. Ha perso la Peppino winner. Bel down air. Ottimo, fantastico, impedisce di tapparsi con il suo up smash. Ottimo low profile da parte di NFL. Viene afferrato e lanciato timing perfetto per evitarsi l'esplosione.
Proviamo, vediamo un po' di light trap che entra lì perché Snake vola. Wow. Prova a ferrarlo, ma la bomba This is a salva pretty weird Peppino. situation. Ok, abbiamo la spada. Levin Sword online e niente. Vediamo. Vediamo per la prima volta una lead da parte dello Snake in NFL. Sì, comunque ragazzi, questo matchup è comunque rovinoso. Cioè, nel senso, capisco quello che dite in chat, ma cioè, ci sono un sacco di cose folli che stanno succedendo in questo Mamma momento. mia, questi low profile da prende un parte attimo di NFL. momentum e fa di tutto per poterlo pushare il più avanti possibile. Si evita, madonna nella combo, si evitano tutti i becchetti di Peppino con quello profile. Perché lì Bel che nair. scudo si fa punire. Vola tanto in alto. Bel down B. Davvero bel placing delle bombe del C4 da parte di Nicola. Ok. Bella di non so, di leggere una kill o ha missato il tipo tappiccia, non lo so. Ottimo outfit qui. Ma NFL Stiamo vedendo un NFL che si è davvero adattato a quella che è la risposta di Peppino. Però è quello di vorrei sarebbe meglio. Non si va a prendere la smash, non so come. Madonna, low profile. Ci prova, sbatte la spada a terra e dice che rabbia. Mannaggia, crepa! Non crepa. Vediamo, farà recovery alto. Ottimo nair. Ottimo shield poking. La shield poccato. Ok, becca un back air a il suo scudo. Se gli fa quello scudo non è in condizioni di scusare. Dispositivo di bombe, neutral. Ok, ha bisogno di giocare con grandissima pazienza per fine in questo momento, ma al tempo stesso è essenziale far valere al massimo ogni win neutral. Ottimo dash attack che ignora completamente lo Spirogallus. Se B. Ok, bene. No, fair. Ottimo, non sperato, che ci serve un sacco in questo momento. No, spera. No, dovevi fare Doma, poverino, ma il pochino, sono pure io. No, ne sto scherzando ragazzi, Bella gentleman job. Belle recuperate. Davide non è a giocare con noi perché non ci vuole abbastanza bene. Semplicemente non ci vuole abbastanza bene. Ottima read della roll da parte di Peppino, si prende da sotto. Il game è riaperto ancora una volta. E ancora visto? 6B. Non c'è un hitbox che possa disattivare il Nikita. Con la testa sopra il Nikita, secondo me ci sbatte abbastanza duro se ci sta giù. Questa è una skill da parte di Peppino. Sbattici la testa tanto dura un esplosivo e ti fai meno male. È vero, sì. Praticamente sì. Peppino, guarda. No, c'è il nome là, c'è scritto Peppino. Perché lui è Peppino. Lui è Peppino. L'inimitabile. Peppino, l'altro è Nicola. Mi viene. Non so fare come si gira la mano. Ah, devi premere start. Ok, dobbiamo cambiare cam perché hanno iniziato. Devo cambiare cosa? Che dobbiamo cambiare la videografia. Ok, inizia questo terzo game. NFL ha mostrato grande adattamento da Peppino. Ok. Sì, assolutamente un game molto convincente da parte di NFL che in questo momento muove perfettamente. Veramente sublimi. Cioè veramente low profile esattamente quanto serve. Bravissimo NFL. Bel nair. Due volte e prova. Oh! Fantastica conversion per landing into back air. Prova. Oh, lancio del proiettile. Ma già si combatte, sono giù. Che Kinky Rule, che? Sì, ma sarebbe solo figo, potevano fare. Vediamo, fa scoppiare e muore perché era per cercare. Dillo da Peppino. Peppino ancora con una scotta fresca, bassissima percentuale. No, dico. L'ha fatto Peppino, scusa. Torniamo a noi. Sì, l'ho fatto durante la pandemia per il meme. Non penso gli interessi troppo cambiarlo e onestamente a noi piace, quindi ciao. Ho detto la chat. Tutto ben di cambiare la gamma del bianco, ma non penso che Peppino ne freghi. Non per male neanche a noi. Però torniamo a noi ragazzi, su questo game fantastico, spara tutto, Peppino che prendo questa bella lead. Ha una grossa lead di una stock e mezzo, possiamo considerare nella stock 70, anzi 90%.
Vabbè, comunque, Jet of Stage è venuto da parte di NFL che viene mazzato quasi. Grossissima lead da parte di Peppino. NFL prova una recovery alta. Lo sapevo. Ottimo play, cioè Minimo. piazzare il C4 sulle piattaforme è davvero un'opzione molto forte. Sì. Ottimo pair. Ok, Peppino grandissima lead di 2 stop. È un grosso percentage lead, ancora non più che sperato. ancora più grossa grazie al non sperato. Non così tanto, perché la differenza di percentuale deve essere grande. per farti Madonna! questo impatto, Adesso davvero. guarda che percentuale di guarda che percentage difference c'è. Sì, ma semplicemente il vero Peppino, effetto mamma inesperato mia, si vede tipo quando sta giocando in una maniera sta sta giocando veramente clean. Ottimo pair. Terra sulle piattaforme, lo insegue in maniera estremamente cauta, ma al tempo stesso copre ovunque. Bel Nair. Game veramente disperato da parte di NFL, che però sarà costretto a dare C4 e non Ma muore. cosa? Non stavo ridendo perché pensavo, ma non morirà da questa cosa, perché dal Kick Spark? Invece l'ha dato. Non mi aspettavo assolutamente che succedesse. Sfortunato io. Caso sfortunato per Nicola, tuttavia Peppino si porta a casa No, questo terzo game in un set che sembra essere molto back and forth nell'adapting. Davvero sarebbe interessante Peppino ha vedere. dimostrato un adattamento veramente incredibile. Dirò la mia, ha switchato a Kazuya, però dico la mia, sarebbe stato interessante vedere come NFL avrebbe sviluppato ulteriormente il counterplay in un altro game con Snake. No. Però riesco a comprendere la sua decisione, effettivamente. No, io invece penso che ha fatto bene a switchare a Kazuya perché la sezione sembrava disperata. 4 con Snake. suicide into 5 annunci. È una true combo per... Cambiamo spirullo. Ragazzi, scusa un attimo, devo cambiare lo spirullo. Sì, vai spirullo, mi sono scordato di cambiare lo spirullo. E niente. Qua vediamo un po' di neutral, non sei ancora soltanto i primi 10 secondi. Gino dimostra una padronanza nel Prima in matchup, costante tipo via. fa tipo elettrico Electric che alla fa fine, alla fine. invisibili di Diretto. No ragazzi, se Nicola dipende con un electric NFL, ottimo neutral con Kazuya, veramente molto clean. tanti tentativi di riflettore che Però però afferrato, prova a connettere con un dash attack ma inutilmente perché lo filo dal DI out. Ha provato a connettere, a punire una possibile mistake. Peppino invece Peppino gioca un po' di neutro perché è costretto in quanto il match fa i lanci sui libri, le sue smunnizze la prende la stock in un modo aspettato molto presto che Nicola abbia sbagliato di AI probabilmente. Potrebbe aver fatto aver sbagliato di AI. No, stava facendo una cosa fighissima e mi ha fatto vedere una volta non muore i not dead i recover. Lancia la spada perché NFL è un eco smash molto basso. Penso che Peppino abbia capito quale sia il modo di minimizzare l'impatto del riflettore sul matchup. Comunque piazza proiettili piccoli, poi l'arcfire per condizionare il modo in cui può approcciare. Nel senso sta proprio wallando fisicamente con l'arcfire. Probabilmente pronto a coprire tentativi di salto. Ottimo placing di questo Neutral B. Bruttissima roll da parte di NFL. Ovviamente si vede costretto in qualche modo a giocare in disadvantage quando non riesce ad approcciare minimamente questa Robin. Si gioca sta giocando in maniera veramente pulita. Comunque devo dire veramente che Canava davanti al matchup incredibile. Devo dire una cosa, che è vero che in Sicilia non abbiamo Kazuya forti. Non so tanto bene come siano i Robin sulla penisola, non voglio affatto sottovalutarli o altro, però magari Peppino potrebbe avere qualcosa di diverso rispetto a loro. Quindi diciamo che penso che entrambi siano ugualmente informati sul matchup, non penso che abbiano quell'abitudine tale da renderla sa quanto scontato il risultato di questo game. Abbiamo Kazuya a 140 ledge, sì, non è una situazione positiva, ma al tempo stesso Kazuya è capace di fare questo. Mamma, la lead se n'è volatilizzata come le ali di una farfalla in una centrale nucleare. È vero. Non è vero. Confermi perché sei una centrale nucleare o confermi perché sei le ali di una farfalla? Tipo facciamo entrambi. Ottima speed. Bel Bair, prende la stock, importantissimo prenderla in questo momento, così come è importante adesso cercare di pushare questo advantage il più possibile. Nicola però, mamma mia, lo manda off stage. Mamma mia, positioning ottimo, molto interessante questo ragazzo, comunque sta un pezzo di sorprese.
C'è un sacco vedere Nicola giocare. È esploso. È proprio esploso. Ok. Due ottimi film lacrime, uno per PC. Gente tifa, stanno urlando forza Peppino, vogliono vederlo, tifano per il Benemino, siciliano. Tra l'altro vogliono fare presente che tecnicamente Peppino è più messinese che palermitano. Non è morto. Ok, deve giocare con grandissima cautela se vuole riuscire a portare a casa questo game. Possibile, nonostante la piccola lead in questo momento di Nicola. Se lo pappa. Ottima idea. Sì, il danno però è tornato lo stesso di prima. Ah, Emroto, non Emroto. Mamma mia, se avesse preso... ottimo lo shield. scuda! Stavolta era pronto! Bel fair! Altissima! Mamma mia, l'ha preso proprio l'ha preso la casa. L'ha preso la casa. Ottima rite delle zoppa, spolla e dodge. Lo zappa, lo scudo. Ah, di nuovo la Levin Sword è finita. Non sappiamo Non è perché. finita affatto. Perché Ho detto cazzo, non devi... perché. Ah, va ok. fatto vero. Cioè gira proprio a perso il 4 per... Ottimo, si porta un game 5 NFL. Non demorde. No, comunque Kazuya è un personaggio che aveva bisogno di tante cose e le hanno date tutte. Ma come, poverino? Ah, jump squat frame 7. Oh no! Dimentichiamo che è un game più forte del gioco. No, Non male, ma a caso a terra che può fare? Scherzando bene. il Yes. pugno elettrico del dio del vento. Ah, vero, quello è una mossa quella. Dico, è una mossa di Una notevole sperla, posso commentare. delle spalle più forti del Smash Bros. È vero, è vero. In Ok. questo video balocco le sperle sono importanti. Sì, esatto, che devo smerdi un perlo. Bel... Ok. Fino Lo comunque... lo paralizza, gli fa vedere questo se veramente un electric. È un fulmine, non è un babbo. Mi fa mi clicca su scudo e NFL si fa cliccare su scudo. Prova a deflettarlo, ma tanto l'angolo di Liza B è indeflettabile. Inutile proprio. Ottima hit! Da parte di Peppino. Sì, l'edge trap di Peppino è veramente tanto oppressivo. Quello di Robin in generale. Guarda quella spada che lì. Era finito la Levi. Ah, lì è quello ti colpisce pure mentre il sangue ci Sì, ha un hitbox anche. Cioè nel senso che se tu colpisci, se non sbaglio, con alcuni proiettili la spada può anche annullarli. Non stava esplodendo, stava esplodendo. Si becca 30 trizziliardi di danno. Ha corso dei rischi comunque il averti caricato quella distanza. Bellissimo coverage per spot dodge. Space dodge. Il cane dello spazio. Però un 6D ottimo e bella che si passa le teste di sopra. No, Bello. Tossa Light si fa afferrare. Ma questa Sopravvive. stock non se ne vuole andare. Che Robin sia un super heavy. Ah, bella, untackable, ottima play da parte di NFL, un checkmate ben piazzato. Prova a rompere il tuo polo. Pressure. Prova una combina di falling a player elettric, non l'avevo mai visto. Però molto good. Il di Nedra Peppino non vuole fare prendere la Rage Driver, molto pericoloso. Oh, troppo elettri, no, troppo elettri. Non ha pippato quel... Ottimo cross up per poi punire con un Bayer, il tentativo di... Side B. Cioè, ha mollato lo scudo, quindi non so che cosa ha pensato di fare, ma di sicuro ha nuovo, tentato guarda, qualcosa! sparato. Ma che fai? Attacca, ma Peppino. Ma che combini. Ottimo fair! Ok, questa è una lead confortevole, tuttavia Il game è ancora io. Nicola ha un punish game tale che effettivamente non è da dare per scontato. Il risultato di questo game, Peppino che mantiene la distanza, diciamo cerca il più possibile di continuare a zonarlo fuori, non vuole proprio che si avvicini e Nicola a sua volta c'è un proiettile. Tra l'altro potesse Nicola utilizzare Failing Advantage, una reazione molto onesti. Sono entrambi Prende la spada. in quasi esattamente la stessa identica percentuale. Esatto, la differenza in questo momento è praticamente Una stock intera. una stock meno 0,4. 0,2.
Ah, ok. Ah, ora si è allargato il gap. Scherzavo, si è allargato di nuovo. È la fine, scritto senza accento. Ok, sapevi i punti di questo Il game è ancora aperto. Ottimo, non si becca Ottimo fair! Mamma mia, essenziale per Peppino in questo momento. quasi alla sua Confermare. che ancora rolla NFL a questo update, credo. Incredibile! Peppino vince Game 5 in un set veramente al cardiopalma. In ogni momento sarebbe potuto succedere qualunque cosa. Entrambi questi giocatori sono veramente fenomenali. Vogliamo fare i complimenti a NFL per questa run. Ha sfondato ogni difesa siciliana È carriato. fino a Peppino. E comunque Peppino ha resistito. Non è che si è alzato in piedi tranquillo. Quindi voglio fare sentiti complimenti a NFL. Voglio anche ringraziarlo per essere qui. Grazie Nicola per essere qui. No, per aver giocato